Boati e smottamenti continui. La frana di Alcenago, una frazione di Grezzana, siamo nella pedemontana veronese, inizia a fare seriamente paura. Da 2 anni, da quando uno smottamento ha tagliato a metà la strada provinciale 12 per Fiamme, gli abitanti del luogo dormono tutt'altro che sonni tranquilli. Il movimento franoso è costante e veloce. 3 distinte voragini si sono aperte sul versante inferiore della collina. Quello che porta alle cave dismesse della Micromarmi e quella attiva a Vegri di Sottocoda. Una di queste voragini ha un diametro di ben 8 metri, l'altra ancora di più, 20 metri. La strada di accesso alle cave è inaccessibile ed è monitorata costantemente dai vigili del fuoco. Lo smottamento avrebbe inclinato anche i tralicci elettrici. Uno è stato divelto, lasciando al buio per una notte gli abitati di Coda e Senge. La collina continua a tremare, dichiarano i residenti. Abbiamo paura. La protezione civile è stata allertata e per ovviare ai provvisi blackout sono stati predisposti dei generatori di corrente. E a complicare la situazione ci sarebbero anche i navigatori satellitari non aggiornati che indirizzano i mezzi pesanti proprio lungo la provinciale 12, che è semplicemente interrotta da 2 anni, ma non per i mezzi digitali. E le conseguenze si possono immaginare.